Buongiorno a tutti, io sono il Buongiorno, dottor Ferraresso Ruggero, la mia dottoressa collega, Zucchetti Valeria. ecco, facciamo parte di questa struttura di ospedale di Schiavonia e siamo qui per spiegarvi un servizio che diciamo che dà questa struttura da tanto tempo, ma che lo dà adesso in questa forma innovativa, ormai multimediale. Noi siamo un gruppo di anestesisti, siamo una trentina, con il nostro primario, dottor Baratto, che tutti quanti, chi più chi meno, si occupano anche di analgesia in travaglio di parto. E siamo qui proprio per spiegarvi come funziona questo, cos'è la peridurale e cos'è appunto l'analgesia in travaglio di parto, che è un servizio che dà questa struttura da numerosi anni, H24, sottolineo questo aspetto perché è una cosa abbastanza non frequente nelle nostre strutture ospedaliere. Vuol dire un servizio che viene assicurato nelle 24 ore, 7 giorni su 7. Cos'è l'epidurale in travaglio di parto e perché la facciamo? Praticamente noi sappiamo che una donna durante l'inizio del travaglio si sottopone è sottoposta ad ovviamente un dolore molto intenso, una condizione di ansia e di stress. Tutte queste sono condizioni che comportano un aumento della scarica adrenergica, quindi una scarica di adrenalina importantissima, che comportano in qualche maniera alterazione della contrattilità uterina, una riduzione del flusso placentare e una riduzione dell'ossigenazione fetale. Quindi questi è vero che è una condizione assolutamente fisiologica, che come tutte le donne in passato hanno partorito, e quindi dolore, ansia e stress fanno parte di una scarica, diciamo, di adrenalina che comporta però questi, diciamo, tra virgolette, effetti collaterali sulla contrattilità uterina, sul flusso placentare, sull'ossigenazione fetale. Però certamente questi, riducendo il dolore, l'ansia e lo stress, riducendo quindi la carica di adrenalina, sicuramente favorisce una migliore contrattilità uterina, un maggior flusso placentare e una maggiore ossigenazione fetale, che capite bene sono condizioni che oltre il benessere della donna porta a un miglioramento, diciamo, del feto alla nascita. Bene, adesso parliamo del travaglio. Allora, noi sappiamo che il travaglio ha una durata variabile, è lungo, è difficile, è importante e ha un'evoluzione magnifica che è il parto. La fisiologia del travaglio viene suddivisa in tre stadi: il dilatante, il primo stadio, il secondo l'espulsivo e il terzo, il secondo. Da cosa sono caratterizzati? La prima fase, lo stadio dilatante, è quando iniziano le contrazioni devono essere di sufficiente intensità e durata, sono associate a un appianamento e a una dilatazione del collo uterino insieme alla contrazione dell'intero utero e un dolore che comincia a diventare importante. Termina questa fase con la dilatazione completa della cervice dell'utero, per cui del collo uterino. Questo permetterà poi il passaggio del bambino attraverso il collo per il parto naturale, per la fuoriuscita. Il secondo stadio, lo stadio espulsivo, è lo stadio caratterizzato dal passaggio praticamente del bambino attraverso il collo dell'utero con la fuoriuscita del bambino. È un dolore importante, è un momento dove è importante la partecipazione della donna, ok? E per cui qui è fondamentale essere pronte, ok? Insieme all'ostetrica per permettere al bimbo di uscire e il parto. Il terzo stadio è lo stadio del secondamento, è lo stadio in cui si riprende il respiro un pochettino e c'è la fuoriuscita della placenta di tutti gli annessi, mentre la donna intanto riprende un po' respiro e comincia la relazione col suo piccolo. A questo punto parliamo un po' della fisiologia del dolore durante il travaglio. È un dolore acuto, ha una durata limitata e è costituita da due componenti, una componente viscerale e una componente somatica. Praticamente
il dolore, diciamo, coinvolge le aree somatiche, praticamente T10 e L1, cioè la zona della colonna vertebrale bassa, praticamente zona T10 sta per toracica e L sta per lombare, che provoca la contrazione uterina e dilatazione del collo dell'utero. Il dolore è un dolore lombare fino alla fascia della radice della coscia, di tipo viscerale, sordo, non ben localizzabile, quindi indistinto, e quindi un dolore diffuso, dolore importante. Nel secondo stadio, con la progressione del feto, il dolore si abbassa, è di tipo somatico profondo e corrisponde ovviamente alle radici degli ultimi nervi sacrali. Dolore. Dolore obiettivamente ognuno lo percepisce a suo modo, è difficile valutare il dolore perché ognuno ha una sua soglia del dolore, una percezione del dolore e quindi ci sono vari metri di misura che possono valutare il dolore, anche se è molto difficile. Noi adottiamo la VAS, un dolore praticamente da 1 a 10, una scala, intendendo come 0 praticamente quello che siete in queste condizioni di assoluto benessere, e 10 il dolore che è più forte che avete mai percepito. Questa è la scala, il range. Di solito quando noi quando ci avviciniamo a una donna in fase di travaglio, la risposta a quant'è il dolore da 0 a 10, la risposta mi sembra quasi univoca, è di 10. Quindi un dolore molto importante, forse il più forte finora conosciuto dalla donna, o raramente da altri dolori tipo la colica renale, ma sono due cose abbastanza diverse. È un dolore importante. Ora, quali sono i sistemi per gestire questo dolore? Allora, la tecnica più consolidata, completa ed efficace e anche sicura che viene utilizzata nel nostro ospedale come in tutto il mondo è il posizionamento di un catetere peridurale. Questo può permettere all'anestesista di controllare il dolore durante tutto il travaglio attraverso la somministrazione di poli ripetuti di farmaci che si chiamano analgesici, ok? Che ci permettono di controllare il dolore e seguirlo nel suo andamento. Come viene praticata? Viene posizionata la paziente sul letto o seduta o sdraiata, viene scelto lo spazio è sulla schiena, nella porzione bassa a livello lombare, viene eseguita una disinfettate gli spazi e eseguita un'anestesia locale così che non abbiate senso di dolore o di bruciore di nessun tipo. Viene introdotto un sottile cateterino attraverso un ago e somministrata una soluzione analgesica, con la possibilità di ripetere dosi analgesiche ripetute e il controllo per cui del travaglio durante tutto il suo percorso. Ecco qui l'immagine che ci permette di vedere qual è la zona coinvolta dalla analgesia, gli strumenti che utilizziamo, che sono rappresentati da un ago, dal catetere e da dei filtri che vengono utilizzati per evitare che venga contaminato lo spazio, che è uno spazio di tipo assettico, cioè pulito. Questo è lo spazio attraverso cui si inserisce il cateterino, che vedete quello verde, si somministra l'anestetico locale di colore viola che bagna poi successivamente i nervi e permette, dopo circa 15-20 minuti, di sentire la sua azione con una riduzione importante del dolore. La durata dell'effetto dell'analgesia è di circa 1-2 ore, è molto variabile, molto individuale ed è ripetibile, come ho detto. Vi ricordo che è un'analgesia, per cui il controllo del dolore con la riduzione del dolore talvolta scompare completamente, talvolta rimane un leggero senso di fastidio, ma questo comunque permette alla donna di riprendersi, di riposare e di prepararsi al momento del parto. Quindi a collegamento di questo è una analgesia, non è un'anestesia,
quindi si può sentire solo una piccola parte del dolore o come ha detto Valeria, assolutamente nulla. Quindi non è un'anestesia che abolisce, diciamo, qualsiasi tipo di percezione dolorifica e come giusto le gambe si muovono, si ha la possibilità di andare in bagno e quindi c'è una certa motilità, quindi è una analgesia che controlla il dolore. È un controllo del dolore cioè, di una certa rilevanza. Le indicazioni. Allora, le indicazioni innanzitutto per avere l'anestesia intravaglio di parto, quindi la peridurale, ovviamente deve esserci la richiesta della partoriente, che dovutamente e in maniera completa è stata informata, e questo video ne è un primo step, quindi guardatelo bene, ci riflettete, se ci sono alcune domande poi vedremo come esporle. Quindi è un'informazione si cerca di farla il più ampia possibile da persone, da professionisti che attuano quotidianamente questo servizio, questa tecnica, e quindi le informazioni sono assolutamente le più, speriamo, le più corrette o più attinenti a quello che poi avverrà in sala parto. Quindi richiesta della partoriente che ha capito bene di cosa stiamo parlando, vedrete poi effetti collaterali, complicanze e quant'altro. La richiesta del ginecologo ovviamente è indiscutibile, perché se il ginecologo è raro, potrebbe opporsi alla peridurale, non c'è partoriente che possa ottenerla, ma diciamo che normalmente non succede questo. Quindi ci può essere una richiesta da parte della partoriente con l'avvallo da parte del ginecologo, che non ha nessuna controindicazione nel posizionamento, anzi favorisce sicuramente il posizionamento della peridurale. Ci sono alcune patologie cardiache che la predispongono il posizionamento della peridurale, perché ne favorisce per lo stress materno e per la donna in generale, e anche, diciamo, un abbassamento dei picchi ipertensivi che potrebbero avvenire in un parto spontaneo, che potrebbe essere motivo di stacco di retina, quindi la possibilità nel caso di stacco di retina che venga prevenuto. Allora, in questa immagine voi vedete che c'è un inizio travaglio e dosi ripetute di anestetico locale, che attraverso il cateterino che avete visto prima vengono iniettate nello spazio e accompagnano la donna per tutta la fase del travaglio, che possono essere 2, 3, 4 dosi, fino al momento della fase espulsiva diciamo, del parto. Quindi un accompagnamento da parte della donna che viene con questa analgesia per tutta la durata del travaglio fino al momento del parto. Allora, ci sono dei casi in cui è controindicato l'utilizzo di questo sistema di controllo del dolore, cioè il posizionamento della peridurale, quali coagulopatie, piastrinopenie, cioè una riduzione delle piastrine molto elevata che determinano un aumento della possibilità di formazione di emorragie in questi spazi che vanno mantenuti liberi, ok, da presenza di masse che possono compromettere la funzione nervosa, l'utilizzo di terapie anticoagulanti o antirriganti che non sono state dovutamente sospese, la presenza di infezioni nel sito di inserzione o del catetere, la presenza di stati febbrili o di sepsi materna, sempre per il fatto che questo spazio è uno spazio pulito, senza la presenza di materiale estraneo, e per cui non possono entrare, non c'è presenza di microorganismi in questa area e non vanno aperte le possibilità che possano entrarci, perché potrebbero determinare delle patologie importanti. La presenza di materiale estraneo, come abbiamo già detto, tipo la presenza di tatuaggi nella schiena o la mancata collaborazione della paziente. In questo caso voglio rassicurarvi che a me non è mai capitato in tanti anni, e sono molti anni che le posizioniamo entrambi, non è mai capitato che le pazienti perdessero così tanto il controllo in quel momento, perché siete fortemente motivati, aiutati, abbiamo il personale, siamo noi insieme all'ostetrica, all'infermiere, e avete tutti i sistemi che vi rassicurano e che vi permettono per cui di mantenere la posizione adeguata per il tempo necessario per permetterci di posizionare la peridurale. Ci sono anche delle controindicazioni relative in quanto vanno studiate.
possono essere la presenza di disturbi neurologici a carico del midollo e di nervi periferici, quali una sclerosi multipla o altre patologie del genere, o il fatto di avere subito precedenti interventi a livello della colonna vertebrale. In questo caso porterete, mi raccomando, quando verrete a fare la visita, dei raggi, le risonanze o tutte le indagini che avete fatto a livello della schiena e verrà valutato caso per caso se è possibile o non è possibile metterla e vi informeremo e vi spiegheremo bene le conseguenze o i possibili rischi che ci possono essere. Ci sono degli effetti collaterali, cioè degli effetti che possono essere più o meno transitori e che possono essere determinati dal prurito generalizzato di breve durata, che normalmente è legato all'uso dell'opioide nella prima dose, che poi non viene utilizzato nelle dosi successive normalmente, di conseguenza un prurito diciamo momentaneo, tollerabile, ma sapendolo in anticipo sapete un po' gestirlo. Ci può essere una simmetria dell'effetto analgesico e su questo apro una parentesi, nel senso che la vostra massima collaborazione durante il posizionamento del cateterino ci aiuta molto perché obiettivamente non possiamo vedere dentro dove va posizionato, quindi qualsiasi scossa, formicolio o dolore o qualsiasi cosa dovete comunicarlo prontamente all'anestesista senza mettere le mani dietro nella zona sterile e questo ci aiuterà moltissimo, quindi per questo collaborante è una cosa fondamentale, motivato e collaborante, ci permette di posizionare nella misura e nella maniera più corretta possibile per poi iniettare l'anestetico che bagnerà in maniera diciamo simmetrica da entrambe le parti. Parestesie che possono essere anche queste momentanee agli arti inferiori perché magari la dose analgesica si è più concentrato da una parte rispetto all'altra e questo può essere ovviato ovviamente con la vostra collaborazione nel comunicare prontamente eventuali scosse o qualche dolore, qualcosa che ci permette di meglio direzionare il cateterino. Temporanea riduzione della pressione materna che però viene prontamente gestita con un diciamo, riempimento volemico in fase preventiva e lieve allungamento della fase espulsiva che può avvenire ma anche no, nel senso che diciamo che può succedere ma non è una cosa così frequente. Le complicanze, ovvio che questa è la parte più saliente di tutta questa nostra lunga e peregrinosa spiegazione, perché è la parte più importante, cioè che è una percentuale piuttosto bassa, ci sono tre cose fondamentali, diciamo tre complicanze più importanti, che è la puntura della dura madre, l'ematoma peridurale e i traumi della radice nervosa. La puntura della dura madre è quella membrana che suddivide il midollo spinale dove è contenuto il liquor dallo spazio al di fuori diciamo, della zona dove dobbiamo iniettare lo spazio peridurale dove dobbiamo iniettare il nostro anestetico. Ovviamente questo succede con una frequenza rara della 0,1 al 0,3% di casi ed è una cosa abbastanza spiacevole nel senso per la donna perché innanzitutto viene comunicato alla donna nell'eventualità che questo perché raramente succede che lo si punge senza saperlo, comunque una percentuale piuttosto bassa. Viene informata correttamente la donna che è avvenuta questa complicanza che comporterà diciamo, una spiacevole emotivamente spiacevole di posizionamento da parte della gestante dopo il parto per alcuni giorni a letto, quindi sdraiata, con un'abbondante idratazione e un antidolorifico. È una cosa che è autolimitante perché è legata a diciamo, un piccolo forellino che avviene nella dura madre con la fuoriuscita di una piccola quantità di liquor contenuto nel midollo spinale che comporta una depressione, soprattutto in posizione eretta, che diciamo, si autolimita mettendo la paziente supina, sdraiata, quindi la pressione diminuisce, testa, diciamo, corpo, e questo si autolimita e si chiude, diciamo, nel giro di qualche giorno con appunto un'abbondante idratazione. È un buchetto che praticamente si cicatrizza come una ferita Esatto. su una mano di piccola entità, ovviamente dove esce un po' di sangue e poi piano piano si forma la cicatrice, si chiude definitivamente, se all'inizio tocchi la cicatrice si stacca subito, esce ancora sangue, come se noi ci alzassimo dal letto, si stacca la piccola cicatrice che chiude il buchino. Ecco perché è importante stare sdraiati
Questo non comporta però una, diciamo, alterazione importante nella relazione con il bambino, l'allattamento, quant'altro, solo che bisogna stare sdraiati e distesi. Poi c'è l'ematoma peridurale, ma questo viene in qualche maniera ovviato valutando gli esami ematochimici in precedenza e l'anamnesi accurata per vedere se vengono utilizzati farmaci che rendono il sangue più fluido, che potrebbero favorire questo. Quindi normalmente questo viene preventivamente valutato attraverso le indagini che vengono fatte prima di fare, diciamo, il posizionamento della peridurale, e traumi della radice nervosa, che questi sono anche questi relativi, legati al fatto diciamo, toccare una radice nervosa, ma normalmente la zona che noi andiamo ad agire risulta essere simmetrica, cioè risulta essere nella zona centrale, di conseguenza nel momento in cui c'è qualche formicolio o qualcosa, viene subito, si ferma e si cerca di riposizionare in maniera corretta. Quindi tutto relativo. La cosa più importante è la puntura dell'odura madre, ma soprattutto per un impatto dal punto di vista psicologico, come diceva Valeria, nei confronti dei giorni immediatamente dopo il parto. Ed è la reale complicanza che Sì, noi abbiamo visto nel nostro ospedale, perché in realtà altre complicanze da sì, noi non se ne vedono, sono talmente rare, ve le enunciamo perché esistono, però diciamo per una giusta con informazione. la tecnica e con la procedura corretta e con gli esami che vengono fatti preventivamente prima di farla, si riescono ad ovviare generalmente questa realtà. Poi, i vantaggi. Ovviamente è una tecnica sicura, la facciamo da oltre 20 anni, la faccio io e anche Valeria sa che sia su questa linea. L'abolizione del dolore quasi completa o comunque una buona parte del dolore. Praticamente basti dire che quando noi mettiamo la peridurale, la VAS è sui 10 e dopo quei 10-15 minuti siamo su 2, 0, con un rasserenamento da parte del viso della donna, con un cambio totale dell'aspetto della donna. E Cioè, dov'era? e l'ideale sarebbe quello appunto di accompagnarla con un riposo fino al momento della fase espulsiva, che è la parte più eclatante, più importante, in cui arriva tonica, pronta e non defedata e disabilitata da magari 10 ore di travaglio. Cioè, questo è la peridurale fondamentalmente. Inalterata sensibilità cutanea, se no rarissimamente, e quindi la possibilità di movimento dei movimenti, con la possibilità di andare in bagno con le proprie gambe, perché le gambe si muovono, è un'analgesia, non è un'anestesia, con la percezione delle contrazioni. Qui si partecipa e si può attivamente cercare diciamo, di aiutare le fasi del parto, e la capacità di spinta che risulta essere inalterata. Quindi è una tecnica assolutamente che prende sempre più piede, necessita un nostro impegno importante, perché nel momento in cui la posizioniamo dobbiamo assicurare giustamente un controllo e un accompagnamento per tutto il travaglio del parto, quindi è un impegno non da poco da parte nostra, però che questo ospedale riesce, diciamo, a sostenere con un notevole, diciamo, miglioramento diciamo, del controllo del dolore nella partoriente, che effettivamente è un grande soddisfazione anche per noi. Dopodiché abbiamo la cosa fondamentale per quanto riguarda la visita anestesiologica, cioè il consenso informato. Il consenso informato corrisponde proprio a questa parte di informazione che noi vi stiamo dando, cercando in maniera più esauriente, più completa, ma se ci sono altre domande verranno fatte mediante colloquio programmato su prenotazione con l'anestesista dedicato. Cioè, quindi voi recepite queste informazioni, le elaborate, eventualmente se avete dubbi o cose vostre personali, di radiografie, di colonna vertebrale, di incidenti o interventi o problematiche specifiche del caso vostro, le portate con eventuale documentazione, e lì nel caso specifico verrà cercato di completare l'informazione però in maniera specifica, caso per caso. Quindi questa è una parte, diciamo, generale, che va bene per tutti, che può essere di informazione e che è la massima informazione per tutti, ma nei casi specifici entreremo nel particolare nel momento del colloquio individuale. Il, Ok, allora, quando vi verrà data una scheda di autoanamnesi che compilerete nell'attesa della visita. Vi verrà dato il consenso informato che firmerete voi e firmeremo noi, che vi porterete nella cartellina vostra insieme a tutti gli altri esami, e quando verrete ricoverate ve lo porterete dietro, così da poter, perché è la vostra, come dire,
il vostro pass per poter chiedere l'analgesia in travaglio di parto, e nel momento del ricovero verranno fatti gli esami del sangue che noi vedremo per accertarci che non abbiate problemi particolari, soprattutto nell'ambito della coagulazione, per cui del possibile sanguinamento. E vi ricordiamo una cosa: noi siamo molto favorevoli, tutto il nostro ospedale è molto organizzato per cercare di offrirvi questo servizio il più possibile. Abbiamo un anestesista di notte e nei giorni festivi, e per cui non sempre riesce a offrirvi questo servizio, in quanto se fosse impegnato in altre urgenze non riesce a venire immediatamente perlomeno a posizionare la peridurale, mentre durante il giorno, nei giorni feriali, abbiamo più facilità di offrire questo servizio, che generalmente le sfiamo abbastanza. Diciamo che possiamo definirlo un H24 a tutti gli effetti, piccoli casi in cui è impegnato in sala operatoria, ma normalmente riusciamo anche a darci una mano tra di noi, e quindi normalmente riusciamo a soddisfare questo servizio. Ovviamente in questo contesto storico, diciamo, in questo periodo necessita di presentarsi con una mascherina chirurgica e mantenere distanze di sicurezza, come vedete come lo siamo noi, e quindi questa è una ulteriore, diciamo, cautela. E poi ovviamente la peridurale, quando è posizionata e per vari motivi possa non, diciamo, il travaglio non progredire, perché ci possono essere numerosi motivi, la peridurale, se c'è un minimo di tempo per poterla, diciamo, utilizzare, può essere da una dose analgesica, si passa a una dose anestetica e nel giro di 10 minuti diventa un'anestesia a tutti gli effetti. Quindi le gambe non si muoveranno più, l'anestesia di tutta la parte dell'addome, e quindi si potrà provvedere a un cesareo anche urgente. Quindi è una, diciamo, apre un ventaglio di possibilità e di soluzioni all'interno della stessa procedura, senza nessun'altra manovra invasiva di fatto, per quanto riguarda l'aspetto anestetico. Quindi, conclusioni: serenità, libertà del dolore e benessere sia della mamma che del bambino durante tutto il travaglio e anche dopo, okay, con una bellissima sensazione. Ho visto donne che hanno, diciamo, avuto una prima esperienza e che hanno voluto una peridurale anche una seconda esperienza, anche se secondipare, quindi un travaglio di solito più rapido, ma che tutto sommato si sono trovate assolutamente bene. L'unico consiglio che posso darvi è di adesso riflettere su quello che avete visto, sulle informazioni, e parlarne con i vostri parenti, familiari, quant'altro, e cercare di arrivare in ospedale con una, diciamo, un'idea abbastanza precisa, se avete intenzione di averla o meno, perché aspettare troppo comporta problemi legati al fatto che non viene utilizzata la peridurale tutto per le sue capacità di poterla utilizzare per più dosi, perché questa è la sua, diciamo, massima valenza. Corre dei rischi che abbiamo visto, complicanze e quant'altro, per avere un'unica dose mi sembra poco percorribile, perlomeno dal punto di vista, diciamo, concettuale. Quindi utilizzarla fin dall'inizio, da quando è iniziato un travaglio ben avviato, e proseguire a essere accompagnate per tutte le fasi diciamo, del travaglio fino al momento del parto. Okay. Vogliamo anche qua ringraziare per cui tutto il personale medico, anestesisti del nostro ospedale, Madre Teresa di Calcutta. Vogliamo ringraziare il nostro primario che ci appoggia e ci aiuta in questa attività nel potervi seguire. E vogliamo ringraziare un ricordo particolare alla dottoressa Bordin, Mara Bordin, che ha fatto questo servizio per molti anni, che l'ha migliorato, l'ha progredito, l'ha potenziato, e che adesso con le tecnologie moderne è stato un po' rivoluzionato e cambiato. Buona pensione alla dottoressa Bordin. Ok, Arrivederci. grazie. Grazie. Arrivederci.